Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati, 7 in punto di nuovo con voi. Siamo nell'imminenza ormai della 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica del Lido di Venezia. Parliamo di cinema, ma parliamo di cinema internazionale, ma che ha anche una, chiamiamola, paternità estremamente nostrana, territoriale, perché a parte il regista che è un padovano, questa mattina ospitiamo la persona che ha realizzato degli scatti meravigliosi, bianco e nero, che risulta sempre estremamente intrigante, che sono ora esposti in una mostra a Padova. Abbiamo il piacere, e lo ringraziamo di essere con noi, di avere come nostro ospite questa mattina Claudio Mainardi, che di professione fa il fotografo. Buongiorno a lei, grazie di essere con noi. Buongiorno e buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi. Claudio Mainardi ci racconta un film che è l'ultimo film di Antonello Belluco, padovano, un film che avrebbe dovuto uscire ovviamente in altri momenti, ma che per quello che è successo ha dovuto, diciamo così, slittare di qualche mese. Si chiama On My Shoulders, per cui già un titolo inglese, Sulle mie spalle, dedicato alla figura di un santo come Leopoldino Mandic, di cui questa mattina ci parla Claudio Mainardi da un punto di vista, chiamiamolo, diverso rispetto a quello dello spettatore, cioè dal punto di vista di qualcuno che ha vissuto dall'interno le emozioni e le suggestioni della lavorazione di questo film. Anzitutto, Claudio Mainardi, com'è questa sua avventura con il film di Antonello Belluco? In pratica le vostre strade si sono incrociate, ma voi vi conoscevate già da tempo. Beh sì, io con Antonello lo conosco credo da 30 anni, ecco. Poi l'avevo perso di vista e ci siamo ritrovati tre anni fa, 3 anni e mezzo fa, ci siamo ritrovati in centro a Padova e mi ha parlato di questo suo nuovo film, di questo suo nuovo progetto e mi ha chiesto se volevo partecipare come fotografo, chiaramente come fotografo di scena o di backstage, no? E quando mi ha fatto questa proposta, chiaramente io ho accettato immediatamente, perché per me era una cosa nuova. Io provengo dalla fotografia pubblicitaria e dalla fotografia di moda, ho lavorato per circa 40 anni e forse anche qualcosa in più in questi comparti e mi mancava la fotografia nel cinema, quindi ho accettato con entusiasmo, veramente con entusiasmo, sì. On My Shoulders, dunque, per lei è una esperienza importante. Vi ricordiamo anche, Claudio Mainardi ci ha portato il bel catalogo, che ovviamente potrete trovare andando a visitare la mostra. La mostra però ricordiamo dov'è e fino a quando sarà possibile visitarla. Sì, allora la mostra è nella Basilica del Santo, nella sala dello studio teologico e sarà aperta fino all'8 di ottobre. Con gli orari 9:13, anzi 9:30, 13 e 14, 19:30. Senta, è quasi un'ironia della sorte che a casa di Sant'Antonio ci sia l'altro santo di Padova, che è una città che pensiamo non abbia uguali nel mondo, con ben 2 persone canonizzate e tutte e 2 non italiane e neanche padovane, perché uno un portoghese e l'altro un croato. Certo, no? certo. Sì, certo. San Leopoldo era della chiesa in Piazzale Santa Croce. Sì, vicino a Piazzale Santa Croce. Sì. E lui chiaramente viveva in questa celletta perché praticamente ha passato la sua vita in questa cella confessionale, però frequentava anche la Basilica del Santo e diceva messa, ecco, lì al Santo, quindi lo conoscevano bene. Io ho avuto anche modo di vedere, di toccare i paramenti che lui indossava quando celebrava queste messe e anche il calice, no? Dove sotto c'è scritto proprio questo calice, è stata un'emozione stupenda, bellissima, sì. Sì, ci crediamo. Questo film è un film abbastanza intenso, forte, perché tra poco vedremo anche le fotografie, racconta della storia di San Leopoldo Mandic attraverso un'esperienza tormentata, no? Certo, allora questo è un film che non è un film biografico su San Leopoldo, è un film che racconta di queste storie vere poi, di queste famiglie padovane che vanno dal 1915 al 1945, quindi in quel momento poi difficile perché c'è stato anche questo
periodo della recessione, quindi molte famiglie in crisi, con tutte queste storie particolari, e dentro si muove questa figura che è la figura di padre Leopoldo, che conosceva poi queste famiglie, ecco, sì. Pazzesco, perché cioè, i corsi e i ricorsi della storia, lei appunto ci ha raccontato dal 1915 al 1945, in mezzo c'è il 1929 esatto, con la grande crisi. esatto. E pensiamo adesso alla crisi del 2008. Bravissimo, no? bravissimo. E poi, vabbè, insomma, un po' più avanti c'è stata la famosa spagnola, certo. grande epidemia, sì. e anche quella l'abbiamo rivissuta. Sì, sì. Lo stiamo vivendo purtroppo. Certo. Ecco. Cioè è pazzesco come la storia si ripeta, si quasi. ripete. Sì. Claudio Mainardi arriva sul set, cosa fa e cosa pensa? Nel senso, un fotografo di scena, cosa deve cogliere? Perché lei ovviamente non è che si mette in un angolino con la sua macchinetta, cioè deve anche stabilire un rapporto umano, immaginiamo, sì. con tutti gli sì, interpreti. sì. Poi tra l'altro ci sarà anche un interprete famosa e compianta di cui parleremo tra poco. Sì. Allora, ripeto, io provengo dalla fotografia di moda e pubblicità, no? Quindi per me questo era un esperimento, anche per me. No? Io mi sono trovato proiettato in questo mondo, in questo fantastico mondo, poi di finzione, perché poi nel set bisogna essere invisibili, bisogna muoversi in punta di piedi, non bisogna far rumore, per dire anche lo scatto della macchina, io ho dovuto mettere in modalità silenziosa, perché anche per il fonico mi ricordo che all'inizio mi diceva Claudio no, non puoi scattare perché si sente il rumore dello scatto, quindi in modalità silenziosa, e devi essere come un osservatore nascosto, devi esserci, devi infiltrarti dentro, devi anche spingere, per poter... e una parola che io me la sono sentita centinaia e centinaia di volte è stata spostati. Spostati. Quindi c'era il regista, spostati, c'era il direttore della fotografia, l'operatore, i macchinisti, il direttore di produzione, no? E devi essere, ma questo è il ruolo del fotografo, non solo per questa cosa qua del film, per la fotografia di scena, è in generale. Il fotografo deve essere, come diceva Cartier-Bresson, deve essere nel posto giusto al momento giusto, perché poi queste cose si incastrano e se riesci a fare una buona immagine l'hai fatta perché eri nel posto giusto al momento giusto. Quindi in questo piccolo spazio che è un set cinematografico o che è una location, devi essere nel momento giusto quando succedono delle cose. Quindi cogliere degli sguardi, cogliere dei momenti, cercando di raccontare con spontaneità, di non mettere in posa, assolutamente. Io le mie foto le ho fatte così, le ho fatte rubando, no? Rubando attimi, sguardi, perché poi a me è sempre piaciuto fotografare la gente. Io ho iniziato a fotografare che avevo 15 anni e mi è sempre piaciuta, io non sono un fotografo di paesaggio, per carità, ci sono dei fotografi di paesaggio meravigliosi, però a me piace fotografare la gente, mi piace stare in mezzo alla gente. E pensi che io quando avevo 18 anni abitavo a Mestre, perché io sono veneziano, ho abitato poi a Mestre, mi prendevo con la macchina fotografica al collo, mi prendevo il treno, quindi parliamo degli anni 60, il treno Mestre-Padova, e poi da Padova ritornavo a Mestre per fotografare nei treni la gente, le persone, le stazioni, così, no? Torniamo al film, fotografia di scena o backstage. Il fotografo di scena è quello che sta vicino alla camera e che fotografa la scena, no? Sì. Invece il backstage è proprio dietro le quinte, è infiltrarsi sempre in maniera silenziosa, non farsi vedere, no? Ecco così, e rubare questi attimi dietro le quinte. Quindi, non so, mentre c'è la truccatrice che sta truccando, mentre c'è la costumista, il regista che parla, e poi non so, l'attore che sta ripassando bellissimo. Ecco, bellissimo, è una cosa bellissima. Io mi sono divertito tantissimo, è stata un'esperienza meravigliosa, devo dire. Senta, ma la domanda che tante volte ci si pone, noi abbiamo un catalogo con un numero incredibile di foto, ma chissà quanti altri cataloghi avrebbe potuto, no? Sì, direi. Allora, adesso poi col digitale si scatta tanto.
Io ho questa macchina che è la Leica, analogica, dove dentro ci sono 36 foto. E io vorrei tornare qua, perché col digitale si scatta troppo, poi diciamo che è comodo, però certe volte è anche un po' così facile, un po' troppo easy, no? Ho scattato, io penso che avrò scattato 105-6 mila foto, ecco, così, no? Per poterne scegliere 100, ecco, perché poi il libro sono 100 foto, in totale saranno 120 foto. Non è neanche facile. Ecco, questa era un'immagine, se è possibile, Sì. grazie. No, scusi, Sì. ci colpisce perché c'è quasi come un occhio divino che entra. Allora, le racconto questa foto. Noi qui eravamo ai Carraresi, l'ex carceri, Due Palazzi, no? Lì dentro c'è questa chiesa sconsacrata, vuota, bellissima. Così fatiscente, no? Che ti cattura subito, freddo cane, perché abbiamo girato in ottobre, no, anche ottobre, novembre, dicembre, un freddo cane, e dovevano girare queste scene dentro questa chiesa, era allestita doveva sembrare un ospedale, no? Sì. E dovevano girare. Il tipo degli effetti speciali ha tirato fuori questa macchina del fumo, no? Per creare questa nebbiolina, ma doveva rimanere nebbiolina. A un certo punto arriva il sole. Quando siamo arrivati lì c'era la nebbia, era una giornata grigia, grigissima. Verso le 10:30, 11 arriva il sole e con questa macchina del fumo, questo effetto speciale, è entrato questo raggio. È entrato il sole e si è creato questo raggio di sole che è durato un'ora questa cosa qua. Caspita. È durata un'ora e mezza. Loro hanno fatto in tempo a girare, quello che dovevano girare, con questo effetto e poi se n'è andato, basta. Il sole se n'è andato. Quindi non so se c'è la mano di Leopoldo, poi le racconto un altro aneddoto che mi è successa lì. Sì. Ma è bellissimo, no? Perché pensare che il sole rimane il tempo tecnico che serve per è incredibile. Io poi quando è uscita questa cosa qua ho fatto i saltini, non dico mortali, ma i saltini li ho fatti perché mi sono trovato di fronte a una cosa splendida. Ecco, lei vede la foto, era così perfetta, bellissima, bellissima. Infatti si vedono anche i letti dell'ospedale come lei descriveva. Appunto. Diciamo qui siamo nel periodo della prima guerra mondiale e questo qui era un ospedale improvvisato chiaramente, così, no? Ecco. No, ma lei ha fatto delle riflessioni, per cui adesso potremmo addirittura aprire 7, 8, 10 finestre, parentesi. La considerazione analogico-digitale, io non ho... Cioè, chi vi parla non ha niente contro il digitale, adesso ogni volta che ci sono le personalità e non solo, si sentono queste raffiche, che sembra una mitragliatrice, no? Di queste macchine fotografiche che fanno tutti questi scatti nell'arco di tempi brevissimi. Non è più fotografia, scusi. Non è più fotografia o dico forse una... No, è fotografia, no, è ancora fotografia, sì. La fotografia, adesso il mezzo è cambiato, è come lei andasse, per dire, a Roma con una 500 e come invece andasse con una bianchina, insomma è la stessa cosa, va bene? E l'altra è un po' più... Diciamo che il digitale ha velocizzato tutto, è tutto molto più veloce, più rapido, comodo, pratico, economico, perché la pellicola adesso poi c'è stata una grande rivoluzione, nel senso che non ci sono più laboratori che sviluppano l'analogico, no? Quindi il digitale è molto comodo. Però vede, il sapore che ha l'analogico, il digitale non ce l'ha. Sì, indubbiamente. Nel cinema, perché stiamo parlando di cinema, nel grande cinema, non nei film tipo Guerre Stellari, tutto un effetto speciale, Star Wars. Sì, Star Wars, ecco, che hanno bisogno di effetti speciali, quindi quelle sono tutte cose girate in digitale. Ma i grandi film, anche le grandi pubblicità, le continuano a girare in analogico. Poi chiaramente poi portano tutto in telecinema, fanno in supporto digitale, ma la matrice è analogica. Perché? Perché l'analogico ha un sapore. Io credo che anche i direttori della fotografia, i grandi direttori, chiedono di poter girare in analogico. Certamente costa 10, non so quanto, ma costa molto,
molto di più, perché immagini la pellicola, Caspita. ecco, è pazzesco, Sviluppo, no? sì. Però poi il risultato, io mi ricordo che le soap opera le giravano in digitale e si vedeva, È vero. non so se lei ha notato, Sì. le soap opera le giravano in digitale, perché? Perché era una cosa di consumo veloce, poi si buttava, no? Ma aveva questo risultato, io li chiamo poi i colori elettronici, no? Cosa che nell'analogico non c'è. Il colore dell'analogico è quello. Io allora dico, va bene va bene digitale, va bene l'analogico, si sceglie. Ci sono fotografi che hanno rifiutato il digitale e continuano a lavorare in analogico. Altri fotografi bravissimi, famosi, che lavorano in digitale e fanno delle cose splendide, quindi non è che una cosa cancelli l'altra. No, poi noi in Italia abbiamo una tradizione come direttori di fotografia, insomma, beh, da Storaro Sì. a molti altri, Pasqualino De Santis, adesso Bigazzi, per dire le ultime generazioni, certo. cioè delle persone veramente competenti e che attingono alla tradizione pur rimanendo ovviamente nella modernità. Certo. C'è stato l'ultimo film, quello Blade Runner 49, Sì, non so 2049, se l'ha visto, sì, sì. e lì credo che la fotografia si è superata, perché probabilmente sono grandi effetti speciali, un post-produzione incredibile, però lì il direttore della fotografia, chi ha giocato con tutta questa cosa qua, ha fatto una delle cose, lì c'è una fotografia che è splendida, meravigliosa. Io come fotografo, allora ripeto, io ho fatto delle cose anche importanti quando lavoravo in pubblicità, nel senso che ho lavorato per aziende molto importanti e quindi in certe situazioni facevo la fotografia, si può dire, no? Perché non so, in un ambiente dovevo ricreare le luci, quindi conosco, ma ho masticato tutta questa cosa Certo. qua, no? E quindi so leggere, so vedere tutte le problematiche. E adesso ci sono dei direttori di fotografia che sono magia pura, ecco, Sì. magia pura. Sì, è vero, c'è una cura, una ricerca nella fotografia che è strepitosa. Beh, pensavamo che il regista di Blade Runner 2049 è rimasto nell'ambito della fantascienza e adesso esce con il rifacimento di Dune, quel film di fantascienza di tanti anni fa, questo regista canadese. Però Antonello Belluco si potrebbe lamentare e dire, ma tu ospiti Claudio Mainardi, parli del mio film e andiamo a Denis Villeneuve. No, anzi, assolutamente no. Anzi, abbiamo tirato in ballo un grande della cinematografia d'oggi, perché Antonello Belluco rappresenta fortunatamente un'espressione italiana e veneta del cinema del terzo millennio. Io stimo moltissimo Antonello, veramente, lo stimo tantissimo, perché è un regista che riesce a fare delle cose belle, molto belle, buone, veramente buone, con le risorse che si ritrova poi, insomma, perché poi riesce, io mi chiedo come fa, perché nel cinema sappiamo, no? Io quando vado al cinema e vedo i titoli parlo dei grandi film, no? Vedo i titoli, vedo migliaia di persone, dico, ma sto film sarà costato una... E poi penso a Belluco, penso al suo film, no? Che poi lo vedremo a settembre. Mi sembra che esce la prima in Italia il 16 o 17 settembre, è un film veramente bello, veramente fatto bene, una bella storia, ha dei ritmi veramente interessanti, e poi c'è la fotografia, che è la fotografia di Lorenzo Pezzano, che io è un altro che stimo veramente tanto, e che mi è piaciuto veramente tanto. Io l'ho avuto vicino, l'ho visto lavorare, ma diciamo che ho anche rubato un po' di cose. Certo. Però è bello perché mi sta parlando di qualcosa che è riuscito veramente bene e che è anche un, chiamiamolo, made in Veneto, insomma, ci si può attribuire la paternità anche territorialmente parlando. L'importante è questo, che qui a Padova facciamo queste cose qua, facciamo queste cose, diciamo, fra virgolette, in casa, ecco, e che abbiamo queste risorse, che sono queste risorse qua, per dire, Lorenzo Pezzano per me è una grande risorsa, Antonello Belluco, anche lui con i film che ha fatto, pensiamo anche alla sceneggiatura, che poi lui ha curato la sceneggiatura, ma anche di questo e anche di altri film, dove lui poi non è stato regista,
Quindi è importante questo, sì, è importante per la città e per il Veneto. Sì, infatti, insomma, ricordiamo proprio il film precedente che era Antonio Guerriero di Dio, certo. Anche quello fatto estremamente bene, una storia molto importante, insomma è anche una soddisfazione. È una soddisfazione, certo. Noi appunto abbiamo voluto titolare, sembra quasi che ce l'abbia benedetto lei il titolo più che Leopoldino, abbiamo voluto proprio titolare Dietro le quinte, questo nostro momento di incontro, proprio perché lei, come ci raccontava, era un po' non lo spione, ma era la persona che con discrezione doveva raccontare in qualche modo anche come si stava lavorando al film. Certo, sì. Beh, hai detto spione, ma diciamo che il fotografo è un po' uno spione, Diciamo, io certe volte me lo chiedo se il fotografo che fa questo tipo è un intruso o è uno che racconta. E sono un po' tutte e due le cose. È un po' un intruso, ma che deve raccontare. Perché la fotografia, intesa come reportage, io poi ho fatto anche altre cose, sto facendo altri progetti in piedi, perché ho fatto un lavoro che ha avuto anche un discreto successo a Cuba. Ho realizzato un reportage sulla Habana in bianco e nero, sempre con un taglio diciamo, un taglio umanistico, no? Sempre fotografando la gente nella loro quotidianità, nel loro contesto, no? Ecco, poi ho un altro progetto in piedi sempre a Cuba sui campesinos, quindi su tutto il mondo rurale contadino a Cuba in questo momento, che è un po'... quando ero lì mi sembrava di essere qua in Italia, non dico 100 anni fa, 100 anni fa. Questa realtà così contraddittoria, no? Con questi albergoni per il grande turismo e poi questa povertà che è povertà nel vero senso della parola. Bravissimo, no? Lei ha detto una cosa giusta. Io sono stato per 23 giorni a Cuba, a Viñales, che è questo paesino a ovest dell'isola, dove ci sono tutte le coltivazioni di tabacco, e lì si vedevano arrivare questi pullman di turisti, li scaricavano, gli facevano fare un giretto a cavallo, mezza giornata, e poi ripartivano. Questa io voglio essere viaggiatore, io sono un viaggiatore, non sono un turista. Sono stato lì 23 giorni e prima di tutto ho conosciuto la gente, prima di scattare, prima di fare le foto, ho conosciuto le persone, sono stato a casa loro, mi hanno ospitato, offerto il caffè. Mi hanno raccontato le problematiche loro, tutta la storia poi delle coltivazioni, questo che coltiva i fagioli, l'altro il tabacco, l'altro canna da zucchero. E poi in questa cosa qua facevi delle foto, chiaramente. E mi ricordo che un cubano, un contadino, mi ha detto: ma quanto ti fermi? E ho detto: mi fermo 23 giorni. 23 giorni? E che cavolo fai qua 23 giorni che non c'è niente? Per lui non c'era niente, no? E questa qui è gente che lavora, la mattina si alza alle 5, 4 e mezza e lavora fino a quando fa tramonto. Per pochi altro che la nostra civiltà, esatto, mi scusi, per poco peso. Ecco, divagazione, perché stiamo qua. No, siamo qua per è tutt'altro. On my shoulders. No? Insomma, è la sua esperienza di vita, poi tra l'altro insomma Cuba è così affascinante, i cubani e le cubane sono tra l'altro dei soggetti fotografici meravigliosi. Ma loro sono meravigliosi perché sono molto estroversi, no? fantasiosi, estroversi, e nelle loro difficoltà, perché mi creda ne hanno molte difficoltà, vivono col sorriso sulle labbra, nel senso che tu parli con questa gente. È la forza. Esatto, è la forza, esatto. Poi ho un altro progetto che è in Grecia, sto documentando le cerimonie religiose con rito ortodosso in Grecia, e anche lì vedremo se riusciremo a fare un libro, una mostra, non so, e poi altre cose, insomma. Quindi ho abbandonato la professione e la fotografia su commissione, perché lei sa che in pubblicità quindi c'è il cliente o il giornale che ti commissiona, quindi bisogna seguire un layout, ecco, invece qua sono io e il soggetto e basta, quindi mi sto divertendo tantissimo. Però, se ci permette, è un passo anche quello, cioè lei ci dice non faccio più, perché adesso, diciamo, Claudio Mainardi ha intrapreso quel percorso che comunque faceva parte della serie di opportunità che magari questo mestiere le dava, certo. O ci sbagliamo? No, è vero, è vero. Diciamo che nella mia vita io ho iniziato con questo tipo di fotografia quando avevo 17 anni,
ho iniziato a fare questa fotografia, 18 anni, ma anche 19, no? Questa fotografia che era la fotografia, la mia passione. Io ho sempre fatto questa cosa qua, sempre fatto fotografia, no? Però con questa fotografia non si mangiava, proprio poi in quegli anni non si mangiava. E quindi ho fatto il militare, poi mi sono sposato, ho messo su famiglia, ho dovuto mettere in un cassetto questa mia passione con molto dispiacere e lavorare e guadagnare, perché se no cosa facevo? Certo, No? vabbè. Ho lavorato per 35 anni, 40 anni, adesso ho chiuso perché poi anche lì ci sono state problematiche che non lasciamo stare, e ho riaperto il cassetto e ho ritirato fuori quella mia passione e ho ripreso a fare queste fotografie che mi divertono, che mi fanno sentire bene. Ecco, anche quella è una condizione dell'animo non indifferente, perché Sì. una volta che ci sente appagati dentro, quando dicono la frustrazione da lavoro, lo stress, quando uno si sente bene dentro per quello che ha fatto, insomma, pensiamo che il 102% dell'opera sia Mi creda, quando io fotografo sto bene, è una forma di terapia per me, fotografare, che mi fa star bene. Senta, invece vorremmo concludere adesso, non ce ne voglia, con una parentesi, diciamo, un po' triste, ma che comunque fa parte del suo lavoro. Chiediamo al collega in regia, Andrea Vernier, se tra le foto che ci ha portato Claudio Mainardi ci possiamo fermare sul volto di quella signora che sembra una donna di una certa età, ma è una donna invece scavata dal dolore della malattia. È niente poco di meno che la figlia di Tyrone Power, sorella di Romina, che ha fatto parte del cast un po' più avanti, no, questo è un po' troppo giovane, si chiama... Tarin, scusate. Tarin Power, perché c'era Tyrone, Tarin. Sì, Tyrone era il papà e Tarin è lei. Insomma, vorremmo chiederle qual è stata l'esperienza. Eccola, grazie Andrea, è proprio questa la signora, Tarin Power, che tra l'altro si è spenta recentemente anche. Sì, un mese fa circa. Un mese fa. Lei ha trovato una persona di grande umanità, no? Sì, allora io quando ho saputo che c'era lei, conoscendo la sorella, quindi la Romina Power, no, io non l'ho conosciuta Romina Power, sapendo che lei era la sorella di Romina Power, ho detto, beh, insomma, sarà queste attrici, la figlia di Tyrone Power, no? Quindi, e invece mi sono trovato di fronte a una donna di una semplicità magnifica, una donna magnifica, ripeto, nelle pause, quando lei non si girava, magari si era fuori in giardino, abbiamo fatto delle bellissime chiacchierate, stupende, e mi raccontava della sua storia, nel senso che lei amava molto gli animali, la natura, aiutava i più deboli. Lei aveva negli Stati Uniti, dove viveva, aveva, comunque aiutava i più deboli, era vicina alla gente che soffriva, si era dedicata proprio agli altri, no? Io non sapevo che fosse malata già non lo sapevo. E sono rimasto sorpreso perché un'attrice, anche lei ha fatto dei grandi film, ha una storia importante, fosse una persona così semplice, veramente, una donna semplicissima. Lei ogni tanto si ritirava fuori, stava lì da sola, meditava, è una gran persona. Sì, che poi oltretutto hanno avuto 3 figli, Tyrone Power e Linda Christian, ovviamente ai più giovani non pretendiamo di dire qualcosa che magari loro conoscono. Diciamo, sono i figli di una coppia che al giorno d'oggi definiremo una coppia glam, come potrebbe essere oggi un Brad Pitt, Angelina Jolie, per dire. Cioè, allora era una coppia talmente per cui anche i figli, cioè, schiacciati da tanta fama dei genitori, insomma, pensate all'esempio di Eliza Minnelli, insomma, tanto per citare. Insomma, si rischia il più delle volte di finire male più che proseguire. Sì, ma sì, capisco quello che vuol dire, è vero questo, sì, certo. Claudio Mainardi, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi, diciamo purtroppo sta terminando il tempo, noi avremmo voluto una long version, una extended version della trasmissione che magari, chissà, ci potrà essere più avanti quando, se le farà piacere, ci vuol venire a parlare di qualche suo progetto. Certo, più avanti, quando avrò delle cose più concrete, possiamo rivederci e parlare. Io vi ringrazio tanto, veramente.
e speriamo di rivederci presto. Senz'altro. Con Claudio Mainardi, lo ricordiamo, che ci ha parlato del Dietro le quinte di On My Shoulders, il film che uscirà alla metà di settembre, no? Certo. Di Antonello Belluco, padovano, per cui Claudio Mainardi, veneziano, Antonello Belluco, padovano, Lorenzo Pezzano, mestrino, ci sembra. Sì, di Mestre lui, insomma, sì. siamo tutti nell'area comunque del nord-est. Noi la salutiamo, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie di cuore che mi avete invitato a questo bellissimo momento di Grazie a lei, è stato molto piacevole. Grazie a Claudio Mainardi, a voi per averci seguito, arrivederci ai prossimi appuntamenti con 7 in punto.